A Porto Empedocle il sindaco Ida Carmina informa che mentre proseguono i lavori del Lido Azzurro è stata firmata la consegna dei lavori del porticciolo turistico e che a giorni cominceranno le opere per la realizzazione della struttura funzionale allo sviluppo della nautica di diporto e turistica a Porto Empedocle. I lavori si erano fermati nel 2013 per via di questioni burocratiche, adesso sono stati affidati all'azienda aggiudicataria. Tra oltre un anno, con l'esattezza 450 giorni, l'infrastruttura potrà essere utilizzata da barche da diporto come approdo. Oltre al recupero delle strutture si procederà, tra le altre cose, al dragaggio per aumentare il pescaggio. Si tratta di interventi già finanziati ma che si erano bloccati in seguito ad un'interdittiva antimafia. Noi realizziamo, non promettiamo, il commento del sindaco Ida Carmina. E con grande gioia vi do un'ennesima bella notizia mentre proseguono i lavori di Lido Azzurro. Stanno ripulendo, come vedete, le strade del paese, un po' di pazienza perché ci vuole qualche giorno perché tutto rientri alla normalità. Mi trovo qua a Lido con il capocantiere che mi ha spiegato come i lavori procedono bene, tranquillamente, alacremente, nonostante qualche profeta di sventura dica che non sia così. Basta che facciate una bella passeggiata in questo splendido Lido assolato per poter constatare di presenza quale sia la verità.